Studio 12 Apostoli, Comune di Fontenuova. Una serata nella quale arte, istituzioni e solidarietà si fondono per aiutare concretamente la piccola Chiara, una ragazzina di soli 14 anni che necessita di cure molto costose per tornare a una vita normale. In questo evento di beneficenza, voluto e diretto dall'attore comico Antonio Giuliani, coadiuvato sul palco dall'attrice showgirl Eleonora Cecere, si sono esibiti cantanti, attori, comici, ballerini e artisti provenienti sia dalle realtà locali, come le scuole di danza, sia dal mondo dello spettacolo, come la cantante Daphne Barilaro. E qui gioco in casa perché io sono profondamente innamorata della danza. La danza è vita, la danza è emozione, per far bene al cuore, per far sorridere il cuore c'è bisogno soprattutto di emozioni. Eccoci qui con Daphne. Ciao a tutti, ciao, io non ballo, per fortuna ho scelto delle ballerine capaci per fare questa cosa, io questa sera canterò come molti sanno, io sono una cantante e la scuola di ballo Danzando con Arianna Milazzo mi accompagnano nelle mie esibizioni, quindi posso dire di avere un corpo di ballo. E sono molto contenta, siamo contente di partecipare a questa serata perché tutte noi abitiamo qui a Fontenuova, quindi ci sentiamo anche coinvolte un po' affettivamente in questa serata, vi ridiamo di cuore, ringraziamo tutti gli organizzatori, ringraziamo Antonio Giuliani, crediamo che sia una serata che vale la pena di essere vissuta a 360 gradi perché sarà una serata divertente, ironica, piena di artisti, cabarettisti, ballerini e ci saremo anche noi, quindi con della buona musica e delle ottime coreografie. Quindi ci dispiace per coloro che non hanno potuto assistere a questa serata, però se volete sappiate che potete comunque contribuire al bene di Chiara e poi scoprirete come, giusto? Giustissimo, io volevo fare un'ultima domanda ad Arianna perché è la coreografa, giusto? Che genere di coreografia hai preparato per questa sera? Vogliamo anticipare qualcosa? Allora, lasciamo un pochino di sorpresa, comunque una serata molto impegnata per la piccola Chiara ma molto leggera e divertente. Volendo c'è anche del pubblico. Buonasera, fatemi sentire! Allora facciamo un grande applauso! Ridiamo di cuore per Chiara perché ridere e sorridere fa bene al cuore. Siamo qui con la splendida conduttrice Eleonora Cecere, showgirl, attrice, ballerina, le ha tutte, veramente completa. Chi ne ha più ne metta. Stasera con molto piacere sono qui ad affiancare Antonio per Chiara perché cerchiamo insomma di fare qualcosa di buono, lo facciamo tutti i giorni nel nostro piccolo, ma questa sera vogliamo dare veramente tanto a questa piccola bambina. Ma piacciono pure i particolari, belle le scarpe, una bianca e l'altra è nera, pensa che a casa c'erano un paio uguali? Quando si tratta di beneficenza, quanto sono importanti le istituzioni? E quindi adesso abbiamo l'onore di intervistare l'assessore ai servizi sociali Manuel Tola, del comune di Fontenuova, diciamolo, e il presidente della Proloco Giampiero Vallati, ho studiato. Allora, quanto è importante una serata come questa e per quale motivo l'amministrazione comunale ha deciso di sposare la causa? Iniziamo dall'assessore. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di garantire i diritti più che di fare beneficenza. L'amministrazione comunale da suo canto sul fronte della disabilità cerca di fare tanto, ha creato degli spazi per l'aggregazione, degli spazi per le autonomie proprio sul territorio di Fontenuova che si chiamano laboratori, li chiamiamo noi, ed è una sorta di centro diurno e investe circa 600.000 euro l'anno su progetti di questo tipo. In realtà poi esistono patologie come quella della piccola Chiara che richiedono un'assistenza di tipo sanitario e che sono patologie molto costose e mi rende orgoglioso vedere come la comunità si muove, una comunità solidale e va a sopperire a quelle che talvolta invece sono le carenze del sistema sanitario nazionale o lì dove i comuni non riescono ad arrivare. Quindi il Comune di Fontenuova patrocina questo evento, lo accoglie a braccia aperte, in realtà bisogna per questo evento nello specifico ringraziare la cittadinanza attiva, il volontariato e la beneficenza. Quello che veramente conta è invece a far venire le persone allo stadio a eventi di questo tipo. È importante e siamo contenti che il pubblico abbia risposto presente, soprattutto per manifestazioni di questa che per noi sono veramente importanti, le manifestazioni di beneficenza. Facciamo eventi da anni, realizziamo eventi da anni, da quando abbiamo conosciuto la realtà della piccola Chiara attraverso cene solidali, partire di beneficenza e questa sera siamo qui per lo spettacolo di Antonio Giuliani e di tanti altri artisti, ma quello che più conta è la risposta dei cittadini che è stata ancora una volta presente.
Siamo qui con il grande attore comico Antonio Giuliani, il quale non ha bisogno assolutamente di presentazioni, padrino anche di questa serata, l'ha voluta fortemente e quindi innanzitutto gli diciamo complimenti. Che messaggio vuoi mandare ai telespettatori e a chi ci sta guardando? Come mai hai scelto di sposare questa causa? Allora, devo dire la verità che io già anni fa ero stato contattato dalla famiglia di Chiara per poter cercare di aiutare insomma, questa ragazza, perché ormai è diventata una ragazza e purtroppo per vicissitudini un po' particolari non abbiamo avuto il tempo di fare questa serata. Invece adesso ci siamo con i tempi, ci siamo anche e soprattutto con i miei colleghi di lavoro che ogni volta che chiamo sono sempre a disposizione e dicono sempre di sì, e stasera sarà uno spettacolo veramente di tanta comicità, ma non solo, tanta bella musica, balli, addirittura abbiamo delle maggiorette che apriranno lo spettacolo, ma soprattutto noi dobbiamo pensare alla piccola Chiara, insomma, in questo senso. Lo scopo è anche sensibilizzare chi da casa sta assistendo a questa serata. Sì, beh, io avevo detto delle istituzioni, l'ho buttata lì e mi fermo lì, c'è bisogno, il grande cuore degli italiani, in questo caso il grande cuore dei romani, che hanno sempre un grande cuore, quindi ci sarà anche un conto corrente, insomma, dove poter fare delle donazioni per aiutare Chiara in questo, come posso dire, percorso riabilitativo e niente, se potete, sempre se potete, insomma, magari fate a meno di prendere un caffè, di mangiare un cornetto e quei soldini magari potete metterli sul conto corrente di Chiara, insomma, ecco, questo è il messaggio che io vorrei dare e soprattutto vorrei ringraziare non solo i telespettatori che ci stanno guardando, ma soprattutto anche la gente che è in tribuna e che sta aspettando l'inizio dello spettacolo, e poi alla fine vediamo quanto abbiamo incassato e quanto riusciamo a dare, insomma, alla famiglia e all'associazione di Chiara. Io sono Rose. Sei Rose? E sono sulla prua della barca. Avrei preferito la pompa. Ma Antonio, la prua sta davanti. Le pompe mi sembra che... Vabbè. Ah, che bello, ci arrivo! Come ci arrivi? Allora... Non devo neanche mettermi in punta di piedi. Allora, io sono Rose. Sì. E tu DiCaprio. DiCaprio? Sì. Ma chi, Peppino? Sì. E che mi sussurri nell'orecchio? Champagne. Per brindare allo scontro. Rose! Sì. Rose! Ah! Che succede? Che succede? Rose! Mi sa che tocca scendere! Oddio! Ma che c'è l'iceberg? No, porta schettino! Come la porta schettino? Vabbè, era una battuta così, leva! Era una battuta così! Che confusione! Basta, finito il giro. No, diventa più difficile. E guardo il mondo da un oblò. E poi non lo sa più nessuno. Manco Gianni Doni se la ricorda, ma come continua? Ogni mattina ed ogni sera voglio andare a vivere in campagna. Senti la gioia proprio dello stadio. Volare, cantare, sciolgo le trecce ai cavalli. Carrano, bollo, stranano, mi sente amico? Nel continente nero, alle fate del Kilimangiaro. Attenzione qua, non restare chiuso qui. Per questo amore che adesso vorrei. No, ma che è questa? Questa l'ho scritta io 10 anni fa, ma ragazza mia non si è mai cagato nessuno sta canzone. Vabbè, signori, presentiamoci, l'avete sentito? Presentiamoci. Come sta? No, con loro. E che cos'è una serata di beneficenza senza un po' di magia? Siamo qui con il famoso mago Alivernini. Dove? Ah, a volte cerchiamo dei problemi di... Sì, mi avevano detto di sparire, manco mi ricordavo che ero riapparso. Bene. Possiamo fare il contrario? Io intervisto lei? Ebbene, allora, meno male che ci siamo vestiti diversi, perché io mi stavo vestendo così come lei. Qual è il tuo talento? Nessuno. Con chi confina l'Umbria?
Oh mio Dio, e adesso? No, chiamami Alberto, mio Dio pare brutto, poi la gente Alberto. Salve, salve. Se levi il tappo vengono meglio le riprese o no? Ah, l'hai tolto? Ah, si vede? Quindi la gente adesso sta a guardare. Va bene. Cambiate canale. Ricambiate. Ci stiamo sempre noi. Lo so, che vuoi fare? Allora, vogliamo rifare? La vogliamo rifare. Mi sento un po' emozionata perché di solito sono io che intervisto gli altri. Ah, volete una magia? La magia più veloce? La volete che la rifaccio? E da mo' che l'ho fatta, È la più veloce? Lo so, vabbè. L'altro giorno ho prestato 5.000 euro a un'amica mia per la chirurgia plastica. Non so più chi cazzo è. Ma che voce! Grazie! Daphne, grazie! Grazie! Un applauso, ma la voce è incredibile! Tutta qua! Grazie, bravissima! Grazie! Abbiamo fatto tantissima televisione, tanta l'abbiamo fatta, tanta televisione l'abbiamo rifiutata. Voi sarete fieri di noi perché ve lo dico, noi abbiamo rifiutato Barbara D'Urso! Senti che povero. Ma lo sai perché abbiamo rifiutato Barbara D'Urso? Perché per andare in trasmissione da lei uno di noi doveva morire. Ha detto se non si fanno ascolto, io non mi sento, parla con lei, ma io devo morire in questo periodo come va? No, Barbara D'Urso però è una bella donna. Barbara D'Urso è fantastica, pensate io una volta quando la guardavo toccare il pisello, poi tocchi le palle quando la vedo, raga. Una volta, da arriva lei o Don Matteo muore qualcuno, stai sicuro, Te può sbagliare, Come arriva, no! L'abbiamo detto, quindi la chiamiamo e basta. Esatto, va bene. lei è 1, 2, 3 Daphne! Grazie, grazie. La cosa più importante è che io vivo qui. Quindi sono molto contenta di essere qui con voi stasera per Chiara. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Try
grazie. Grazie a Daphne, grazie. I love you. Ah, mi sono stirato. Sei accesa? Sì, c'è le luci. Ah, sono accesa il microfono. Aspetta, vedo io. Girate che ci guardano tutti, girate. Allora, eccolo. Guarda se funziona. Vedi, basta un dito. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are longing to stray and step around the heaven. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep, to find a king of the hill, top of the hill. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find a king of the hill, heat of the list, cream of the crop and the top of the heap. My little town bliss, I'm melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Come on, come through New York, New Grazie Montenuova, grazie.